La solidarietà degli alpini è senza prezzo, anzi un prezzo ora ce l'ha, 1.900.000 euro. Questi sono i soldi risparmiati dai vari enti bellunesi grazie al lavoro di volontariato delle Penne Nere. Essere alpino non è solo feste o sfilate, ma aiuto al territorio bellunese e non solo. Dalle esercitazioni di protezione civile alla pulizia delle sponde dei fiumi, dalla sistemazione delle caserme abbandonate agli interventi nelle zone terremotate dell'Abruzzo e dell'Emilia. I dati presentati pochi giorni fa con una cerimonia ufficiale in regione. Sono sempre un po' schivi, ma questi numeri sono impressionanti, parlano quasi di una finanziaria fatta di volontariato, ma il volontariato vero, quello di ore a disposizione, quello di grande slancio morale, quello di presidio delle nostre montagne. 68.000 le ore regalate dalle Penne Nere bellunesi. La nostra sezione nel 2012 ha fatto quasi 47.000 ore di lavoro a favore delle comunità, delle nostre comunità attorno. Nessuno forse se ne accorge perché sono talmente abituati, quando c'è qualche necessità, a chiamare gli alpini, che gli alpini fanno e poi se ne tornano a casa tranquillamente. I più attivi, ma bisogna fare anche i conti con i numeri delle sezioni, sono stati gli alpini dell'Anna Belluno con 46.000 ore di lavoro per un risparmio di 1.300.000 euro. A seguire le Penne Nere di Feltre 500.000 euro per 20.000 ore. Infine gli alpini cadorini 50.000 euro per 2.000 ore di attività. Numeri indicativi perché non va dimenticata l'umiltà alpina. Tanti gruppi non rispondono perché si sentono così imbarazzati quasi per dire noi abbiamo fatto questo, è una questione così non di timidezza, ma gli alpini sono abituati tante volte a fare senza farlo conoscere agli altri. Negli ultimi anni, soprattutto nel bellunese, vanno molto di moda i termini sussidiarietà e solidarietà, atteggiamenti che gli alpini imparano a conoscere fin da quando, per la prima volta, indossano il cappello. Noi la solidarietà l'abbiamo imparata quando eravamo ancora sotto la NAIA durante il servizio militare, quando ci aiutavamo un l'altro, quando il più robusto aiutava il più debole quando si andava in marcia a portare lo zaino. Questo è stato l'inizio della solidarietà, della fratellanza, dell'amicizia che fanno parte di quello che è il DNA degli alpini.